Benvenuti, bentrovati allo speciale medicina. Allora, l'influenza colpisce un po' tutti, quest'anno è stata abbastanza tosta, però in realtà non è che gli altri anni non lo sia stata. Però noi vi informiamo, cerchiamo di divulgare, di sensibilizzare, non dico la corsa, però ricordare che esiste la vaccinazione. Beh, in questi tempi si sente spesso parlare di polmonite bilaterale e la polmonite effettivamente è una condizione clinica che può divenire anche critica e pericolosa ed è un'evoluzione ovviamente nel senso della complicanza anche di una bronchite, per cui i polmoni dove ci stanno lì gli alveoli che sono proprio la struttura funzionale del polmone stesso, deputati allo scambio gassoso aria-sangue, quindi l'ossigenazione, che praticamente non riescono più a svolgere la loro funzione, si infiammano a seguito dell'infezione magari prima virale, poi sovrapposizione batterica e il batterio imputato è quasi sempre lo Streptococco pneumoniae, parolona difficile ma c'è anche il vaccino contro lo pneumococco e praticamente non riesce più a svolgere questa funzione e quindi si va all'insufficienza respiratoria, fatto abbastanza grave e si chiama spesso polmonite interstiziale proprio perché dal greco interstizio significa spazio, quindi vicino un alveolo e l'altro. Allora per scongiurare questo vi prego, io non mi stanco mai di ricordarvelo, esiste il vaccino antinfluenzale, esiste il vaccino antipneumococcica e quindi vaccinatevi tutti. Bene, oggi iniziamo subito questa puntata con una figura professionale nel contesto sanitario che molti conoscono ma che già 2 generazioni fa, non andiamo poi tanto lontano, ecco la descrivevano un po' con una fascia in testa, con un grembiule, la mami, via col vento, invece no, ecco, l'ostetrica. Che funzione ha l'ostetrica? Chi è l'ostetrica oggi? Con noi Rosa Maria Canzoneri, ostetrica, che ci spiegherà un po' se questa professione comporti una laurea, uno studio, una specializzazione o un'abilitazione e poi vedremo di che cosa si tratta nel suo centro. Prego. Salve, buonasera a tutti. Allora, l'ostetrica. Sì, io ricordavo mami, no? Ce la ricordiamo sì, ma voglio dire, già sì, guardarla. L'ostetrica è quel professionista sanitario che assiste e supporta la donna in tutte le fasi della sua vita, dall'adolescenza alla menopausa, al travaglio, al parto e al puerperio. Il termine ostetrica deriva dal latino obstetrix, che significa stare davanti, cioè stare davanti alla partoriente. Infatti l'arte ostetrica nasce con le donne che aiutavano altre donne a partorire. Una volta l'ostetrica veniva chiamata levatrice, chiamata in questo modo, sì. esatto, perché era in grado di levare dal corpo della donna il bambino. Allora non aveva un'istruzione ben precisa, specifica, Sì. ma aveva solo un sapere che veniva tramandato da levatrice a levatrice. E un agire, perché alla fine poi levavano questo bambino dal grembo materno che stava ovviamente per uscire, no? O facevano pure le manovre per far uscire il bambino? Sì, lo sa. sì, facevano delle manovre, insomma. Insomma, le levatrici, ma levatrice ai tempi passati poteva essere chiunque, no? Una Sì, donna dice, io faccio la levatrice, così, dall'oggi al domani. Solitamente erano delle donne molto sagge, calme, E coraggiose. coraggiose, spesso erano mamme e spesso, diciamo, questo mestiere veniva tramandato da madre a figlia. Ecco. Poi con il passare del tempo si sentiva però l'esigenza di avere una formazione un po' più appropriata, infatti già nel 1500 sono nati i primi trattati di ostetricia, uno tra questi è il Giardino delle Rose del medico tedesco Roslin, che è stato poi punto di riferimento per le levatrici. Nel 700 sono nate le prime scuole di ostetricia, la prima in Italia è nata a Torino. Oggi per diventare ostetrica è necessario intraprendere un percorso universitario, quindi una laurea triennale dove vengono studiate delle materie complesse quali l'anatomia, la chimica, la fisiologia, l'ostetricia. Quindi oggi l'ostetrica, cioè la figura dell'ostetrica è una professione intellettuale che riconosce la centralità della donna, della coppia, del bambino, certo, esercitando delle funzioni per la cura, l'assistenza e la salvaguardia della salute individuale e collettiva. E quindi il postparto di cui parlava lei riguarda il puerperio, riguarda l'allattamento, riguarda appunto l'unione, la comprensione in momenti anche difficili dal punto di vista emotivo, neurologico. Sappiamo bene che il calo ormonale può portare la donna alla depressione, avere dei problemi con se stessa ma anche col proprio coniuge, ma soprattutto col proprio figlio. Quindi ecco, voi siete una figura importante di sostegno. di sostegno. Sì, no, è importante questa parola sostegno, anche perché ci si affida allora all'ostetrica, ma la domanda adesso che mi viene da porre è
L'ostetrica può lavorare oggi nel terzo millennio senza il ginecologo? Il ginecologo cosa differenzia l'ostetrica dal ginecologo? Allora, oggi l'ostetrica può lavorare, diciamo, in autonomia solo se si parla di fisiologia. È logico che l'ostetrica deve essere a conoscenza sia della fisiologia che della patologia, quindi tutto ciò che riguarda la fisiologia è dell'ostetrica. Ma cosa intendiamo per fisiologia? Anche se noi possiamo conoscere il termine, cos'è? Tutto l'evento naturale che L'evento conduce al naturale, sia la gravidanza che il travaglio che il parto. Sono considerate gravidanze patologiche le pazienti che hanno problemi di ipertensione, problemi di diabete, problemi di obesità oppure problemi legati al bambino, quindi i bambini che sono troppo piccoli, quindi che hanno un rallentamento della crescita fetale, o bambini troppo grandi che sono macrosomici. No, volevo dire una cosa. I macrosomici sono, verosimilmente si verifica questo caso nelle mamme diabetiche. Nelle mamme diabetiche, ecco, quando sì, si ha il diabete sì. purtroppo si ha questa problematica anatomica. Esattamente. E quindi l'ostetrica che cosa fa quando si ha a che Allora, fare con sì. questo tipo di patologia? Allora, a me viene in mente, quando si parla del ruolo dell'ostetrica, viene in mente la frase che spesso si sente dire, che l'ostetrica è colei che fa nascere bambini. In realtà non è così. Quindi non piace questa frase, con tutto No, che ha no. una sua poesia dentro, la critichiamo, certo, perché là ci stanno gli studi che vanno oltre, ecco, al far nascere. In realtà certo. non è così, perché Certo. i bambini nascono da soli, però questo ovviamente per quanto riguarda, ripeto, la fisiologia. Quindi cosa fa l'ostetrica? L'ostetrica rispetta i tempi del parto e accoglie il nascituro. Sostiene la donna sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista fisico che informativo. Informa la donna su tutte le dinamiche, le modificazioni che avverranno durante il travaglio parto, anche durante la gravidanza. Sì. È una donna che è informata, è una donna che diciamo, affronta queste fasi in maniera un po' più serena, un po' più tranquilla. Solitamente queste informazioni vengono date durante i corsi di accompagnamento alla nascita oppure anche durante la digenza ospedaliera. L'arte ostetrica è l'arte dell'ermeneutica, del far emergere, del tirar fuori, per cui una brava ostetrica deve essere in grado di far liberare la donna dalle ansie, dalle paure, dalle preoccupazioni, e per fare ciò è necessario creare un ambiente intimo, confortevole. Per esempio nelle sale parto evitare le luci troppo accese, ma favorire le luci un po' più soft, mettere della musica rilassante, dare la possibilità alla donna di liberarsi, ripeto, non solo da un punto di vista emotivo, ma anche fisico, quindi essere libera nei movimenti, libera di ascoltare il proprio corpo. Esatto, questa è una cosa molto interessante, anche se noi che siamo mamme sappiamo che in certi momenti, che ci sia la musica, che ci sia il soft, poco importa, perché Sì. il dolore è davvero a volte lancinante, insopportabile. È vero che poi ce lo dimentichiamo, però è una cosa un po' particolare. Però volevo farle una domanda, perché mi ha richiamato quello che ha detto ad un fatto. Qualche anno fa ci fu, mettiamola così, moda, tra virgolette, no moda, però cominciarono a pensare di partorire a casa le donne, e ce ne furono tanti di parti, perché queste notizie le leggevamo, le sentivamo attraverso le TV, i telegiornali nazionali. Ma non è un grosso rischio oggi partorire a casa, anche se c'è una brava ostetrica? E poi la seconda domanda: se l'ostetrica dovesse andare a casa della futura mamma, può effettuare il cosiddetto taglio, l'episiotomia, e quindi poi ricucire la parte che viene tagliata per agevolare l'uscita del bambino? Ecco, questo è quello che noi vorremmo sapere. Allora, in realtà il numero delle donne che adesso decide di partorire a casa è veramente molto molto ridotto, soprattutto al sud. Sì, c'è stato questo periodo che andava di moda, no? Il parto in casa. Innanzitutto non tutte le donne possono decidere di partorire a casa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la donna può decidere di scegliere dove partorire, il posto più sicuro per lei. Però, ripeto, non tutte le donne rientrano in questo percorso, solo le gravidanze fisiologiche, vale sempre lo stesso discorso. Sempre lo stesso. Nel senso che sì, le donne che si mettono in travaglio fra la 37esima e la 41esima settimana e 6 giorni, che è il range di gravidanza e termine, possono decidere di partorire a casa, e vengono escluse le gravidanze che hanno delle patologie sia materne che fetali. Solitamente le ostetriche sono due che assistono
la donna a domicilio e sono delle libere professioniste. Entro la 32esima settimana solitamente la donna incontra questa ostetrica per conoscersi e per comunque fare il punto della situazione, e alle spalle c'è da dire che c'è una rete di supporto che è dato dall'ospedale e dal 118. L'ospedale, che non deve essere distante più di 30 minuti dal luogo dove avviene il parto, è il 118. Questo perché? Perché nel caso di emergenza durante il travaglio e durante il parto l'equipe sanitaria deve essere allertata e deve essere già pronta all'eventuale assistenza, all'assistenza necessaria. Quindi non può essere un lavoro tra virgolette nero, deve essere un lavoro assolutamente, no. Ci deve essere un accordo. Assolutamente no. Cioè io sto andando a casa della signora XX perché sta per partorire, sono l'ostetrica, ecco. Assolutamente, allora sì. Così, sì, l'ospedale e il 118 devono essere allertati, anche perché voglio dire, dei rischi ci sono comunque. Allora, se lei mi faceva la domanda se è rischioso partorire a casa, allora in termini di assistenza del parto, quindi del travaglio e del parto, possiamo dire che i rischi sono, diciamo, paragonabili a quelli che si hanno in una struttura ospedaliera. È logico che il fattore tempo è fondamentale ai fini dell'outcomes del parto, perché se io mi trovo a domicilio e devo raggiungere l'ospedale in 30 minuti, in 20 minuti, in 10 minuti e c'è un'emergenza, è diverso che trovarmi all'interno di una struttura ospedaliera dove accanto c'è la sola operatora. Quindi direi, nel senso che è il fattore tempo che è fondamentale. Quando deve nascere un bambino è proprio il battito, il fattore tempo, la cosa più importante. Un momento ce l'hai, un momento dopo potresti non averlo. E questo è purtroppo uno dei rischi maggiori. Però dico, purtroppo la morte del neonato non è un fatto che è stato così dimenticato, esiste ancora, le accortezze, malgrado la fisiologia del parto, della gravidanza, voglio dire, il rischio c'è. L'episiotomia, quel taglio, l'ostetrica, lo può effettuare e ricucire una paziente? Allora no, in un parto a domicilio non possiamo fare nulla di medico, cioè dobbiamo semplicemente assecondare i tempi del parto e cioè assistere proprio l'evento naturale, non possiamo né infondere dei farmaci né fare l'episiotomia, assolutamente. Ecco, quindi questo è un dato a noi sconosciuto che ha la sua importanza. Ecco, ma per esempio, allora io mi trovo per strada, no? Noi viviamo questi film virtuali, immaginari, ci piacerebbe, no? Una donna che sta per partorire e non c'è nessuno, allora noi lì andiamo per aiutare. Ma cosa bisogna fare se dovesse succedere una cosa del genere? Ne succedono di questi casi, in macchina, sul taxi, sul marciapiede. Che si fa nel caso in cui fosse un parto fisiologico? Cosa dobbiamo fare noi, cittadini, non medici e non ostetrici? Allora, in realtà c'è poco da fare, nel senso che, no, nel senso che sì, bisogna, diciamo, aspettare proprio l'evento, cioè sicuramente chiamare il 118 o comunque se c'è la possibilità. C'è traffico, vediamo che c'è la testolina del bambino che sta per uscire. Noi che dobbiamo fare? Attendere che esca da solo? Attendere che esca da solo. E poi che si fa col cordone ombelicale? Allora, ovviamente se mi trovo per strada non ho niente a portata di mano, quindi l'unica cosa che posso fare è prendere il bambino, poggiarlo sulla pancia della mamma e non clampare cordone e non fare nulla. Che significa clampare? Non tutti lo sanno. Ah, ok, sì, clampare significa tagliare il cordone. Ma quando si taglia non si deve chiudere? Sì, si usano dei cord clamp. E se io non ce l'ho, anche con un pezzettino, un laccettino di scarpa posso fare un nodo? In realtà possiamo benissimo non fare nulla, l'unica cosa che c'è da fare è creare la diade madre-bambino che è tipica dell'ambiente itrotedino, quindi accogliere il bambino, poggiarlo sulla pancia della mamma, coprirlo e recarci in ospedale. E quindi non è necessario chiudere questo cordone ombelicale, non comporta niente. Ovviamente ci richiamo in ospedale, non è che stiamo lì. Certo, quello non stiamo lì, ma mettiamo caso ci fosse una situazione di perdita di tempo e noi sappiamo che questo cordone dobbiamo chiuderlo in qualche modo. L'importante è creare... Importante è coprire il bambino, perché ovviamente all'interno della cavità uterina c'è una temperatura che è diversa dall'ambiente esterno, per cui una volta che nasce il bambino si poggia sulla pancia della madre e deve assolutamente essere coperto, soprattutto la testa, dove praticamente avviene maggiore dispersione di calore. Allora, un fatto naturale, fisiologico, il parto, ma quanto rischia un'ostetrica? Ce li ha i rischi l'ostetrica? Sì, ce li ha. Bella domanda.
Sì, sì, i rischi ci sono, E sono tanti. sono tanti. E a quel punto ci vuole sangue freddo? O sangue Allora, caldo? diciamo, no, sì, beh, sangue freddo sì, la fortuna diciamo delle ostetriche che lavorano in ospedale è comunque di avere sempre il medico a portata di mano, quindi dico nel Ecco, caso dovesse, esatto, cioè, quello il è ruolo del logico. medico è un ruolo Perché- importante, quindi se dovesse avere difficoltà l'ostetrica, magari per il disimpegno di una spalla, magari esce la testa, No, le no, ma spalle io mi non... riferivo all'ostetrica che va a casa, insomma, perché io penso che anche se la donna voglia partorire a casa, è a rischio lei, è a rischio il bambino, è a rischio l'ostetrica. Secondo me sia un po' tutti a rischio. Non bisogna sempre pensare che la gravidanza alla fine di essa stessa sia facile e semplice No, per beh, tutti. assolutamente, Potrebbe sì, essere, certo. ecco, dico, la futura mamma è una donna coraggiosa se decide di partorire a casa, per non parlare di quelle che decidevano anche poco tempo fa di partorire dentro la vasca da bagno. Sì. Anche questo, no? Sì. Questo è stato un momento, ci sono questi momenti di moda, li chiamo io, perché non Assolutamente. riesco a dare un'altra interpretazione, dico ma quanto è rischiosa pure una cosa del genere, no? Assolutamente, sì, ovviamente è la donna, è la coppia che sceglie dove partorire. L'onestà professionale vuole che l'ostetrica metta, diciamo, in evidenza i vantaggi e i svantaggi di partorire a casa e poi comunque la scelta sarà sempre loro. Certo. Un'altra domanda assolutamente personale, un'ostetrica, no? Vede tanti parti, bambini che nascono più o meno facilmente, eccetera. Ma poi se non ha mai avuto figli l'ostetrica, riesce a pensare di concepire dei figli e di partorire oppure vive un attimo perché conosce poi tutto, no? Esatto, Del sì, parto, esatto. i pro, i contro. Assolutamente. Com'è? Il allora- cervello si chiude o va? No, beh, o si allora apre? io sono mamma di 2 bambini, quindi questa Eh. esperienza l'ho vissuta e devo dire che sì, non è proprio semplice. Non è proprio Esatto. semplice perché poi, insomma, quando le cose vanno bene, bene, però poi magari i pensieri, no? Che comunque circondano una donna gravida, ovviamente per l'ostetrica diventano amplificati. Perché, Certo, ma io chiedo da donna a donna e ad un'ostetrica, cioè nel momento in cui sta per partorire e sente il dolore, la testa che va per... cioè pensa a tutte quelle manovre, a quelle cose che conosce, in quel momento proprio diventa una donna come tutte le altre e si dimentica l'evento. si dimentica, cioè non deve pensare a nulla, deve fare la paziente. Almeno questa è la mia esperienza personale, nel senso No, che certo, insomma perché- sono riuscita a distaccarmi anche perché c'erano dei momenti che ovviamente pensavo a tutto quello che poteva succedere, però poi mi dicevo no, forse è meglio fare la paziente, non pensare a nulla e affidarci ai professionisti, come è giusto che sia. È giusto ecco. che sia. E allora, ci stanno ascoltando tante donne, no? Anche tante future mamme. Questa è una professione che noi possiamo consigliare, di cui possiamo parlare di un gran bene, anche se ci sono le criticità, i rischi professionali. Ecco, cosa ci sentiamo di dire a chi ci ascolta come consiglio di una futura professione? Questi giovani che magari pensano cosa posso fare nella vita, sarebbe bello entrare in questa università e diventare ostetriche, no? È un modo anche per il garantismo di una vita in tutti i sensi, è un apporto di professionalità e di sicurezza per una donna, visto che in questo momento siamo così fragili per tante cose che ci accadono, per tante solitudini che ci portano a vivere una vita non per tutte ma per alcune molto difficile. Cosa possiamo consigliare a chi ci ascolta? Beh, io amo il mio lavoro, quindi consiglio insomma, di intraprendere comunque un corso di laurea di questo genere. È una professione bellissima, però allo stesso tempo molto faticosa, che ci mette a dura prova ogni giorno nell'obiettivo finale dell'evento, diciamo, più importante della vita della donna. Che mira comunque sempre cioè l'obiettivo finale è sempre quello di una nascita sana e non violenta. E di una vita futura felice. Ma questa luna fa qualcosa anche contro le ostetriche, che i bambini poi alla fine nascono tutti di notte? Sì, beh, C'è qualcosa?
c'è una certa influenza effettivamente. C'è davvero? Sì, c'è una certa Ah, era influenza, una sì, anche se in battuta. realtà non è scientificamente provato, però Ah. c'è una maggiore rottura delle membrane e quindi è una maggiore possibilità che le donne si possano mettere in travaglio e quindi più lavoro per noi, ecco. Grazie Rosa Maria Canzoneri, è stata esaustiva, abbiamo imparato che questo mestiere dell'ostetrica è bellissimo, sia perché da un lato c'è una vita, sia perché c'è la voglia di aiutare chi vuole dare una vita e vivere per sempre, come si scrive nelle fiabe, alla fine felici e contenti. Esatto. È giusto? Esattamente. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie Che a lei. dirvi? Fate non voglio essere Papa Francesco 2 la vendetta, perché però effettivamente le natalità insomma hanno un piccolo calo, anche se io vaccino e devo dire che arrivano tanti bambini, quindi però in realtà è così, adesso la vita è difficile, si fanno pochi figli, quindi ecco, fate tanti figli e la vita sarà ancora più ricca, più allegra e più bella sicuramente. Ciao ciao e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby, over and over again. I'll wrap you up in cotton wool.